In queste puntate, l'educazione stradale diventa spot, la primavera di Praga in mostre, un questionario sui servizi del comune, gli appuntamenti delle settimane. Studenti in Patuglie è un progetto che già ormai di qualche anno viene portato in avanti con un successo sempre crescente delle polizie municipali del comune di Udine e viene sostenuto dall'ufficio di progetto Città Zanis e delle province di Udine. Con la collaborazione dall'Istituto Statale d'Arte Sello e del docente Maria Corrao si è messo oggi un gruppo di lavoro che ha articolato su una serie di iniziative chiamate Guida la tua sicurezza, che hanno avuto la loro colme in realizzazione di un spot sulla sicurezza stradale fatto proprio dai Airleaves dal Sello. Che spot sono come trasmettuto prima dai spettacoli dal Cinevisionario di Via Squini e lo saranno fin trimai ai 6 di agosto. Gli interventi di educazione stradale dei vigili di Udine saranno in davanti anche dall'anno scolastico al Vignarà. Di fatto, esperienze stanno che incontri con il responsabile del centro di Gevot, Elio Carchietti, e con l'ispettore di polizia stradale Efrem Degano, ma anche i sorelux in pattuglie effettuati sulla strada e con gli agenti di polizia municipale e sono per da buone occasioni importanti per chi ha consapevolezza di cercare il corretto mood di stare sulla strada, sia di che si chiati de bande di cui guide, sia di de bande di chi vanno a piet. Il comune di Udine, perché sta all'invito degli istituti scolastici interessati, a chi ha parte interventi di educazione stradale, a contattare il tenente Deborah Martone e l'ufficio di viabilità della Polizia Municipale al numero 0432 271 354 o a chiamare il sito www.comune.udine.it. Si può dare avvio di fin trimai e fin di agosto in iglesia di San Francesco la mostra Praghe di una primavera che altre 1968-69. Percorso espositivo curato di Annalisa Cosentino. La mostra evoca con immagini fotografiche i fatti della ribellione contro il regime comunista, un fatto che adunque la rivolta ungherese dal 1956 e la nascita di Solidarnosc in Polonia dal 1980 è considerato un'anticipazione di quel che sarebbe venuto in Sindaur con la collada dal muro di Berlino. I protagonisti sono ricordati con testimonianze, fotografie, manifesti, volantini e documenti, qualche don per prime volte mostrati in pubblico. L'esposizione è completata da proiezione di un film documentario di 3/4 d'ora e con interviste mai vedute di Spring a Pietro Ingrao, Rossana Rossanda, Enzo Bettiza e altri. Ma anche opere d'arte che vengono dalle Gallerie Nazionali di Praga e insieme in la mostra. Tutto questo per aiutare a riflettere che la storia mostra di spesso la tendenza a trasfigurarsi anche in diversi linguaggi artistici, pitture, sculture, poesie, satire, illustrazioni. In questo aiutano anche gli quattro lettori che l'attore Paolo Fagiolo ha portato in davanti in questi primi settimane di vertidura delle mostre. L'ultima serata di lettori lo ha veduto interpretare talks di Nel mezzo del cammino di nostra vita di Josef Jedlicka, di quei favolosi anni da cani di Michal Viveg e un pass tra le raccolte di letteris Poris Totals di Bohumil Hrabal. Mettisi al puesto dei cittadini per verificare la loro soddisfazione in merito ai servizi offerti dal Comune di Udine. Alle chiesto che in linea con le amministrazioni più avanguardie in Italia, anche chi di Palazzo d'Aron che intende fa, slargiando i suoi uffici su un nuovo modus operandi che mette i cittadini al centro di azione dei servizi comunali. Per questo il Comune domanderà ai suoi utenti, che sono anche i suoi contribuenti, di valutare la qualità dell'operato dei suoi uffici e sportelli. Così si può dare anche smettere, dove che sono i punti più critici e le aree dove che si può dare migliorare. Partiamo a parte la rilevazione della soddisfazione dei cittadini, al commentarà come gli employee il questionario di gradimento che riguarderà 3 robe differenti. Prima di tutti i moduli, se si chiamano, se si capiscono e se sono in giornate. Da poi il personale sarà competente, preparato e disponibile. Da poi si cercherà di inquadrare i tempi di spiete e la logistica per capire se i servizi se funzionano, se è facile chiamare la loro dislocazione e se gli orari sono adeguati. Gli appuntamenti delle settimane. Spirit of Bharat.
Danze indiane di tradizione sacra e esplosività di Bollywood. Col gruppo Moon Sun Dance di Trieste, per cura della Civica Accademia Nico Pepe. L'11 e 27 di luglio e 9 di sera, decor di Palazzo Morpurgo. Se overs un spavente passaris, un gran gioco che coinvolgerà i fros e gli animatori di 12 centri estivi e alvarà la colma in una grande fiesta, ioibe ai 30 di luglio, ai snufemieggia buinore in tal placiale del Cistiel. Paolo Rossi, sulla strada ancora, spettacolo di cabaret, Vina al 6-31 di luglio e 9 di sera in tal placiale del Cistiel.